Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Crisi idrica a Castelvetrano, la diga Trinità continua a sversare l'acqua in mare, la rabbia e le proteste degli agricoltori, sarà un'estate senza poter irrigare i campi. In provincia di Agrigento protestano i cittadini di Ravanusa da 20 giorni senza acqua. Paura per lo sciame sismico al largo delle Isole Eolie, 15 scorse, 2 le più forti, magnitudo 4.3 e 4.6 avvertite anche a Palermo e Messina. A Palermo la protesta dei lavoratori della società italo-belga in corteo a Mondello, non siamo numeri, vogliamo rispetto. A Catania scaricano di tutto e ci minacciano. A Sicilia 24 la denuncia di un noto allenatore di calcio che segnala una maxi discarica a ridosso di Viale Tirreno. Giornate FAI di primavera a Catania e provincia aprono 21 luoghi storici. Vi mostriamo il Balneum, le terme di una domus romana di Piazza Dante. Calcio in Serie B, il Palermo rende visita oggi al Padova. Rosanero in cerca di riscatto dopo 2 passi falsi consecutivi. Inzaghi dice dobbiamo immediatamente tornare alla vittoria. Il Catania prepara il match di lunedì col Casarano. Viali porta il proprio credo tattico, sfida salvezza per Trapani e Siracusa. Bentrovati. La situazione della diga Trinità di Castelvetrano è uno dei paradossi più dolorosi e critici della gestione idrica in Sicilia. Il contrasto tra l'impossibilità per gli agricoltori di irrigare i campi e la visione di acqua che si disperde in mare è enorme. Stamani c'è stato un sit-in dell'associazione I Guardiani del Territorio che chiedono risposte al governo regionale ma anche a quello nazionale. Laura Spanò. Ancora una volta gli agricoltori della zona del Belice devono fare i conti col paradosso della diga Trinità di Castelvetrano. Vedere le paratie della diga aperte significa immaginare la quinta stagione estiva di seguito senza poter irrigare. Una situazione diventata inaccettabile per l'associazione I Guardiani del Territorio che stamane si sono ritrovati per un sit-in pacifico nei pressi dell'invaso, così come si vede nelle immagini effettuate da Castelvetrano News. Parliamo di un comprensorio da 6.000 ettari vocato principalmente alla viticoltura. I lavori di adeguamento sono stati completati, ma ancora non si concede di accumulare l'acqua sino a 64 metri. Il limite concesso è 62 metri e l'acqua in eccesso viene così sversata a mare. Un paradosso, dicono i guardiani del territorio, che chiedono al ministero proprietario della struttura di concedere l'ok a 64 metri. Sulla diga sono stati completati lavori per oltre 1 milione di euro. Alcuni sono stati realizzati dall'ufficio dighe della regione, altri dalla protezione civile. Martedì 24 marzo verrà effettuato il sopralluogo dei tecnici sulla diga e nel frattempo i componenti dell'associazione hanno chiesto un incontro in regione. L'assessore regionale Francesco Colaianni ha fatto sapere di avere inviato al Ministero delle Infrastrutture la richiesta di incremento della quota d'invaso e di essere in attesa della risposta. E a Ravanusa sono i cittadini a protestare da oltre 20 giorni. Nel comune in provincia di Agrigento si trovano con i rubinetti a secco. Davide Sardo. 21 giorni senza acqua e Ravanusa dice basta. Dalla riunione del comitato cittadino parte la protesta di una comunità ormai esasperata. Un incontro urgente per decidere il da farsi. Sul tavolo le iniziative da intraprendere per chiedere interventi immediati e risposte concrete. Alla base dell'emergenza le continue rotture alla condotta del Tre Sorgenti che da settimane impediscono il regolare afflusso nei serbatoi comunali, lasciando famiglie e attività in grave difficoltà. In una mancanza di erogazione di acqua di 20 giorni noi dobbiamo sopperire a questa mancanza, quindi utilizzando le autobotti che abbiamo a Ravanusa. AICA non può assolutamente bloccare le autobotti. Una situazione che si aggrava giorno dopo giorno mentre cresce la preoccupazione anche per le possibili ripercussioni sociali. Siamo stanchi di sentire dire da Siciliacque che ci staccano le utenze per questioni di debiti, per questioni non pagate. L'acqua deve arrivare comunque. I debiti e le difficoltà che ci sono vanno affrontate nelle sedi opportune, perché se non arriva l'acqua ai miei concittadini, così come agli altri cittadini delle comunità vicino, non si può parlare di altro. Adesso la città attende risposte concrete e tempi certi. L'emergenza continua, ma Ravanusa non intende più restare in silenzio.
Notte di paura e grande apprensione alle Olie, ma anche a Palermo e Messina per lo sciame sismico che ha interessato appunto tutta l'area. 15 circa le scosse, 2 particolarmente violente. Francesco Triolo. Erano le 2:46 quando la terra ha tremato nel Mar Tirreno. La scossa più forte, di magnitudo 4.6, è stata registrata al largo di Alicuti, seguita 3 minuti dopo da un secondo evento di magnitudo 4.3. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro si trova in mare, tra l'arcipelago delle Eolie e la costa settentrionale siciliana, ad una profondità di circa 29 km. Alle 2 scosse principali è seguito uno sciame sismico durato oltre un'ora e mezza, con almeno 15 eventi registrati in magnitudo compresa tra 2 e 3 gradi. La popolazione ha avvertito distintamente le scosse lungo tutta la fascia costiera, in particolare tra Palermo e Messina. Queste le testimonianze sui social. Ragazzi, eravamo a letto e stavamo dormendo, siamo saltati dal letto perché è stata forte. Proprio il letto si è sentito muovere e siamo saltati dal letto, guardate. Tutti svegli. Ora vediamo, ci andiamo a fare magari un giro, aspettiamo un'oretta. Sono le 3. -10. Ragazzi, l'avete sentito il terremoto? Niente, raga, io non ho paura di più. La verità, io non mi vergogno. Io mi infilavo un sottotuta perché mi attacchiva io scappo, ragazzi. Io ho troppa paura. A mia casa siamo tutti svegli. Nonostante la paura non ci sono stati danni a persone o cose, lo sciame sismico si è progressivamente attenuato fino all'alba. Gli esperti spiegano che l'area del Tirreno meridionale è ad alta sismicità, le scosse sono legate all'attivazione di faglie profonde, non sono eventi insoliti per questa zona. La situazione resta sotto monitoraggio mentre la protezione civile invita alla prudenza ma senza allarmismi. A Palermo una donna è stata investita da un tir in via P3, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarla da sotto il mezzo e affidarla ai sanitari del 118 che, scortati dai carabinieri, l'hanno trasportata all'ospedale civico. Le sue condizioni sono gravi. Ridateci il lavoro e la capanne. A Mondello la rabbia dei 200 lavoratori stagionali e degli storici abbonati dopo la revoca della concessione della spiaggia all'italo-belga. È stato un sabato di protesta nella borgata marinara. Marco Gullà. Da un lato ci sono i ricorsi al TAR, le polemiche della politica, i lotti della spiaggia di Mondello da affidare, i mesi delle concessioni brevi. Dall'altro lato, invece, ci sono loro, i circa 200 lavoratori stagionali della italo-belga che stanno facendo i conti con la realtà, ovvero con un lavoro che probabilmente non c'è più. Noi vogliamo I lavoratori a tempo determinato verosimilmente non avranno un impiego per questa stagione estiva. Oggi la manifestazione a Mondello. Finito il militare, da ragazzino giustamente uno cercava di non pesare troppo ai genitori, ma poi è diventato poi un mestiere, visto che la possibilità qui in spiaggia mi ha dato la possibilità di lavorare fino a 7-8 mesi l'anno. A noi interessa che venga garantito il lavoro, che sia il lavoro lo garantisca la società Mondello o in futuro lo garantiscono altre aziende. Noi vogliamo garantito il lavoro. I colleghi, lavoratori stagionali che lavorano da 20-25 anni in azienda perché lavorano 5-8 mesi l'anno, sanno che hanno quel periodo di lavoro e si sono organizzati la vita per questo motivo. L'estate in spiaggia non sarà più la stessa, dicono manifestanti e lavoratori. Conosco tante persone sia di Mondello, di Valdesi che di Partanna che in questo periodo stagionale, nella stagione estiva, insomma, lavoravano e oggi non hanno certezza sul loro impiego. Dobbiamo fare sentire la nostra voce. Oggi 21 marzo non è solo il primo giorno di primavera, ma è anche la giornata dedicata al ricordo di tutte le vittime della mafia. Sono oltre 1000 i nomi che sono stati pronunciati dalla scalinata del Teatro Massimo di Palermo dai ragazzi di 31 scuole diverse. Manlio Viola. Giovanni Falcone, Francesca Morvillo,
I ragazzi di ben 31 scuole in piazza a Palermo, nonostante la giornata libera, per ricordare le vittime di mafia. Sono saliti sulla scalinata del Teatro Massimo e da lì a turno hanno pronunciato tutti i nomi, oltre 1000, non solo per fare ricordo, ma anche per trasmettere idee che la mafia avrebbe voluto uccidere insieme alle donne e agli uomini. Oggi la mafia uccide molto meno, ma è molto più insidiosa, penetra le istituzioni e in alcuni ambienti riesce a diventare mito e ad attrarre nuove generazioni trasformando il criminale in eroe. Queste giornate servono proprio a interrompere quel circuito perverso di una mafia del passato che rischia di diventare, come dire, eroica per alcuni ragazzi, per alcune ragazze. Il messaggio veicolato oggi nella giornata dedicata al ricordo di tutte le vittime della mafia parte dai giovani ed è rivolto ai giovani e sono proprio loro, i ragazzi, a segnare uno spartiacque fra la violenza e la società civile. Ci dicono che quello che dobbiamo fare è sempre non dimenticare, andare avanti, cercare di portare questo pensiero. Dobbiamo ricordare tutti. Oltre Palermo, il ricordo è avvenuto in tante altre città d'Italia, mentre la manifestazione nazionale del 2026 si è tenuta a Torino. A Siracusa è stato arrestato l'autore dell'attentato intimidatorio al chiosco in via del Foro Vittorio Emanuele lo scorso gennaio. Si tratta di un trentenne che insieme ad un complice ha portato il materiale esplosivo facendolo deflagrare in corrispondenza del chiosco, ad incastrarlo le immagini di diverse telecamere di sorveglianza. E 2 persone sono state arrestate per i reati di circonvenzione di incapace e tentata appropriazione indebita. Avrebbero provato ad accaparrarsi illecitamente il patrimonio milionario di una signora anziana rimasta sola a Catania. Orazio Longo. Le investigazioni sono partite dalla segnalazione dei funzionari di un istituto bancario catanese che hanno subordinato la truffa nei confronti di una loro anziana e facoltosa cliente senza figli né parenti vicini. Un uomo e una donna di 53 e 50 anni sono stati raggiunti da un'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Catania su richiesta della Procura per i reati di circonvenzione di incapace e tentata appropriazione indebita in forma pluriaggravata. Secondo gli inquirenti, gli indagati, in concorso con altri complici, avrebbero messo in atto azioni tese a impadronirsi del patrimonio della vittima ammontante a circa 3 milioni di euro. Già a novembre era stata eseguita la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di una fioraia ritenuta l'ideatrice dell'operazione. Essendo vicina di casa dell'anziana, si sarebbe accaparrata la sua fiducia e l'avrebbe manipolata e isolata, rendendola completamente dipendente da lei e da sua figlia. La vittima era stata invitata a non avere alcun contatto, neanche telefonico, con parenti o persone estranee. Il progetto criminale era ben mascherato da una parvenza di legalità, ma fondamentale per lo svolgimento è stata l'individuazione di professionisti e tecnici, un avvocato, un consulente finanziario e la segretaria di uno studio notarile. Alla vittima erano state fatte redigere 2 procure speciali e un nuovo testamento con la devoluzione dell'intero patrimonio a un ente religioso e la nomina della fioraia erede universale. Dalle indagini è emerso che quest'ultima si sarebbe adoperata anche per ottenere un certificato attestante la capacità di intendere e di volere dell'anziana, che invece è risultata portatrice di un deficit dei processi cognitivi. All'anziana vittima è stato nominato un curatore che sta tuttora provvedendo alla sua assistenza. A Messina una donna di Roma incensurata è stata arrestata nel bagagliaio dell'auto a noleggio. Aveva 30 kg di droga tra cocaina, hashish e marijuana. 4 suoi presunti complici sono stati denunciati. Mentre a Palermo padre e figlio sono stati arrestati in auto, trasportavano 20 kg di hashish. Adesso una pausa, tra poco. Qui scaricano di tutto e ci minacciano. A Sicilia 24 la denuncia di un noto allenatore di calcio che segnala una maxi discarica a ridosso di Viale Tirreno. Lo ha sentito per noi Tonino De Mana. C'era una volta il prato, anzi il prato c'è ancora, solo che non si vede perché ormai sepolto da tonnellate di immondizia. Al posto del verde prevalgono il bianco degli enormi sacchi che contengono scarti edili, delle carte di documenti e di una vasca da bagno, ma anche il marrone di sottovasi e tegole e tanti altri colori che non stiamo qui ad elencare. Benvenuti nell'ennesima discarica catanese, nella fattispecie in un'area a ridosso di Viale Tirreno, un'altra zona franca dove i controlli non esistono. Qui si viene e si butta di tutto in qualsiasi ora del giorno e della notte. Non distanti da quest'area, ormai trasformata in una gigantesca pattumiera, ci sono le abitazioni ed una struttura sportiva. È una vergogna per la città come Catania.
anche se è stato messo un cancello, ma il cancello è stato divelto, è stato rotto e la gente arriva con i camioncini, con le macchine e scaricano tutto quello che c'è da scaricare. Sul viale Tirreno 20 c'è un doppio problema ambientale e di sicurezza. Se noi per caso siamo in quel momento, siamo lì, io vedo che qualcuno sta entrando e qualcuno magari vado a redarguirlo, qua non si butta, e magari ti minacciano. E lei è capitato? Sì, a me è capitato, mi è capitato anche a una signora, una mamma di un bambino che stava facendo una fotografia alla targa della macchina e questi l'hanno minacciata e la signora si è spaventata e praticamente se n'è andata. Da una discarica all'altra ci spostiamo in via Ugo Bassi per mostrare un altro scempio, forse un tempo videosorvegliato, oggi non più, visto che l'immancabile incendio di spazzatura ha messo fuori uso la telecamera che vedete, irrimediabilmente danneggiata, ma tanto, sarebbe servita a poco. Oggi e domani le giornate FAI di primavera, la delegazione di Catania apre 21 luoghi tra sotterranei, palazzi istituzionali e percorsi inclusivi. Siamo stati a vedere un tesoro ancora mai aperto, il Balneum di Piazza Dante, le terme di una domus romana del II secolo d.C. È andata per noi Eva Spampinato. Era qui sotto gli occhi di tutti, ricoperto da colate laviche, demolito da terremoti e poi sommerso da altre costruzioni. Davanti all'ingresso del monastero dei Benedettini, dove ogni giorno passano migliaia e migliaia di studenti, docenti, turisti. Eppure Piazza Dante custodiva un altro tesoro e ancora più antico delle bellezze monumentali che tutti noi conosciamo e ammiriamo quotidianamente, dal monastero alla chiesa di San Nicolò l'Arena. Eccolo, un balneum romano che risale, pensate, Risale all'età imperiale secondo-terzo secolo d.C. Era appunto una zona residenziale in epoca appunto tarda del periodo di Augusto. Impianto termico privato, si trovava nel giardino privato di una domus. Ad aprirlo per la prima volta al pubblico ci ha pensato il FAI Catania, che oggi e domani in città e provincia apre 21 luoghi tra tesori sotterranei, palazzi istituzionali e percorsi inclusivi per le tradizionali giornate di primavera. Da qui usciva l'acqua che andava a finire all'interno del calidarium. Il calidarium era la zona appunto riscaldata che si trovava in prossimità del preforium, che era un forno dove appunto l'acqua veniva riscaldata. Poi c'erano anche i frigidarium, che erano le vasche di acqua fredda. Abbiamo appunto anche gli apoditerium, che erano degli spogliatoi dove appunto loro potevano cambiarsi. Memoria di un passato che attraverso i palazzi nobiliari e istituzionali, i saloni, le ville, le dimore antiche e le chiese storiche racconta il nostro territorio in continua trasformazione. Eccoci oggi come tutti i sabati, subito dopo questo nostro telegiornale Il Punto con Luca Ciliberti che ci ha raggiunto in postazione. Di cosa vi occuperete? Buongiorno Adelaide, allora oggi anche come sempre puntata ricca, però oggi avremo ospite il Presidente del Movimento 5 Stelle, ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con il quale ovviamente non parleremo di referendum perché c'è il silenzio elettorale, ma parleremo di tanti temi che riguardano la Sicilia, dalle inchieste alla sanità fino a Ponte sullo Stretto, tutto quello che sta succedendo anche sul piano internazionale. E proprio sul piano internazionale Sigonello ovviamente è una grande base di interesse, non solo per noi siciliani ma per tutta la geopolitica. Proprio sul piano internazionale analizzeremo quelli che sono gli effetti attuali, immediati, che ci sono già sul nostro territorio da parte del conflitto. Prima tra tutti, lo avranno notato tutti i nostri telespettatori, il caro carburante. Con noi ci sarà in studio Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico e deputato nazionale del PD, ci sarà l'europarlamentare Raffaele Stancanelli, tanti ospiti, giornalisti, ci sarà anche un ex assessore della Giunta Schifani della DC, perché abbiamo anche alcuni aspetti che riguardano, tra un po' ci saranno le amministrative, dopo il referendum in primavera ci saranno le amministrative, quindi parleremo anche di questo. Puntata come sempre ricchissima, quindi restate collegati subito dopo il TG. Grazie Luca, l'appuntamento quindi lo ricordiamo è subito dopo questo nostro telegiornale. Per il momento una pausa e poi il calcio. A tra poco. Eccoci al calcio. Oggi alle 15 a Palermo in campo a Padova i rosanero sono a caccia del riscatto dopo 2 passi falsi consecutivi. Inzaghi dice dobbiamo tornare alla vittoria immediatamente. Marco Gullà.
Unica missione, tornare a vincere. E questo è il messaggio chiaro dell'allenatore del Palermo Pippo Inzaghi per la trasferta di oggi contro il Padova. Ultima chance per provare ad inseguire il sogno della promozione diretta. Nelle ultime 2 gare un solo punto conquistato. I rosanero oggi a Padova devono riprendere la maestra via. Tutti hanno voglia di riscatto, anche noi abbiamo voglia, come dicevo prima, di tornare a vincere a tutti i costi, di fare la sosta nel modo migliore. Probabilmente in queste 2 partite abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo, però se non è successo è solo per demerito nostro e dobbiamo subito tornare a conquistare i 3 punti. Inzaghi non dovrebbe cambiare molto rispetto al match di martedì scorso pareggiato con la Juve Stabia. Rosanero che dovrebbero scendere in campo così: Joronen tra i pali, Peda, Bani e Ceccaroni in difesa, Pierozzi, Segre, Ranocchia e Augello a centrocampo, Palumbo, Jonsen alle spalle di Poyampalo. Dopo questa sfida ci sarà la sosta per le nazionali. Chiudere con una vittoria, portare a casa i 3 punti, cercare di accorciare in classifica, poi avremo modo di riposarci per poi giocare queste 6 finali al meglio e vedere insomma fra 7 partite dove saremo arrivati. Oggi all'Euganeo fischio d'inizio alle 15, arbitro Marinelli della sezione di Tivoli. Il Catania prepara la gara di lunedì col Casarano. Viali porta il proprio credo tattico ma vuole mantenere la solidità difensiva. Marco Carli. Partire dalle certezze. Questa è la prospettiva del Catania, almeno per la prima di Viali lunedì con il Casarano, insieme ad accorgimenti diversi legati ai movimenti e alla volontà di far crescere la proposta offensiva della squadra. Ma prima appunto le sicurezze di una squadra che a livello difensivo è e resta la migliore, soprattutto in casa dove resiste il record degli 0 gol subiti. La solidità difensiva è un fattore, retroguardia 3, come è stato finora, con la possibilità, arretrando un esterno, di portarla a 4 in alcune fasi. Flessibilità, come annunciava Viali in conferenza stampa. Ciò che non vuole essere flessibile è invece il risultato, perché contro il Casarano il Catania vuole i 3 punti, aumentano le possibilità di esserci per Cicerelli, mentre Forte spinge per ritornare in gruppo la settimana prossima. I rossazzurri affrontano una squadra che in casa viaggia a ritmi elevati, sesta nella classifica dei punti conquistati fra le mura amiche. Il rendimento si abbassa in trasferta con i pugliesi di Bari che hanno raccolto finora 14 punti. Dati statistici insieme allo stato di forma di Chiricò, 15 reti già per lui in campionato, numeri che servono ma che il Catania guarda fino a un certo punto, impegnato com'è nell'assimilare il metodo Viali, che parte come detto dalle certezze e dalla qualità di alcuni interpreti che può riemergere. Un nome su tutti, Caturano, con l'Altamura negli ultimi minuti ha fatto vedere quanto può diventare incisivo con i suoi movimenti. Dal bomber agli altri la media gol da aumentare è la chiave decisiva per i playoff. Appuntamenti casalinghi domani per Trapani e Siracusa. I Granata ospitano al Provinciale il Potenza e gli Azzurri al De Simone il Picerno. Sentiamo Sergio Colosi. Gemelli fino all'ultimo, domani una sfida cruciale senza appelli, giovedì prossimo l'ennesima penalizzazione. Per Trapani e Siracusa, penultimi con 24 punti, il destino è appeso ad un filo. In attesa di un'altra udienza davanti al Tribunale Nazionale Federale, la squadra di Aronica riceve al Provinciale il Potenza con l'unico obiettivo della vittoria, indispensabile per evitare la retrocessione diretta senza play-out. Il Potenza, che in settimana ha vinto la finale d'andata della Coppa Italia di Serie C contro il Latina, è decimo, rilanciato da 4 punti in 2 giornate dopo un doppio KO contro Benevento e Cosenza. Confermato il Trapani, che nel turno precedente ha pareggiato a Picerno con Balla, Winkelmann e Benedetti trequartisti, Battimelli punta. Siracusa-Picerno è sfida salvezza ad alta tensione, con le 2 formazioni divise in classifica da 8 punti. Quello di domani sembra l'anticipo di un possibile play-out, ma l'esito di questa gara, l'entità della seconda penalizzazione degli azzurri e le ultime 5 giornate potrebbero mutare l'attuale scenario. Tifosi chiamati a raccolta al De Simone, con sconti per donne e under 18. Turati perde lo squalificato Riccardi, ma recupera Zanini. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, vi lascio al punto, buon pomeriggio.